Al di là dei sorrisi, penso che oggi la giornata sia servita e in maniera corretta. È stata fatta una manifestazione correttissima. Devo dire che abbiamo trovato le porte sia in Capitale Porto sia del prefetto e anche in regione, porte aperte, disponibili e ha capito il nostro problema. Devo ringraziare anche la Capitale Porto e l'ammiraglio che ha accompagnato il prefetto e ha se portavoce tra il prefetto e anche il nostro ministero per le tematiche che andiamo a affrontare. Non abbiamo lasciato niente sospeso, perché tutte le porte che ne porta a qualche soluzione del problema le abbiamo toccate tutte, a cominciare per quanto riguarda la riattivazione del nostro mare, perché senza di quello non possiamo venire a domandare sempre soldi, quindi per attività ecosistemiche da parte della regione è disposta a darne il contributo straordinario che non è facile. Poi per quanto riguarda il Ministero, le siamo di chiedere un fermo biologico straordinario. Non è facile, perché sono momenti difficili dove che tutto il mondo, l'Italia in particolare, chiede soldi perché calamità, problemi sull'agricoltura, sul mondo industriale, legge i giornali, sapete benissimo come che siamo messi, non è facile, però abbiamo delle persone a fianco, a cominciare dall'ammiraglio, prefetto, insomma chi che ne conosce sa, e assessori compresi, che ne porta su una strada che sicuramente è positiva. Quindi andiamo a casa con una speranza, magari lasciamo passare qualche giorno, domani è sabato e domenica, lasciamo passare qualche giorno e sicuramente la prima convocazione chi fa del tavolo di crisi ne dà delle risposte certe, perché ne dice quanto chi ne dà subito, perché abbiamo chiesto subito no, per quanto riguarda soldi subito per riattivare il nostro mare, perché i tempi sono stretti, non è che se ne dà i soldi in primavera cominciamo a riattivare, no, perché ne dà subito, perché subito andiamo a fare quelle attività ecosistemiche necessarie per il ripristino della nostra attività. Abbiamo parlato insieme un po' tutti e tutti quanti a portare l'attenzione il fatto di darne i soldi quanto prima possibile. Non passerà giorni, ma penso già dalla prossima settimana, adesso studiamo già l'idea progettuale, perché comunque abbiamo già un progetto in essere di vecchia data, ancora a maggio che ha successo, che è €1 milione diviso in 3 anni per fare attività ecosistemiche. Può essere che cominciamo già nei prossimi giorni a chiamarvi per fare ossigenazione, per fare tutte quelle attività che ben conoscete. Loro ha fiducia di noi altri perché dobbiamo dimostrare coi fatti, non a parole, che siamo dei bravi gestori e sappiamo come riattivare le aree. Tante volte purtroppo metto in campo delle ordinanze contro anche le idee vostre, ma in questi momenti adesso le abbiamo noi buone e quindi abbiamo una forza in più, che non siamo i soliti pescatori distruttori del mare, ma siamo più ambientalisti degli ambientalisti, perché dobbiamo spiegare la motivazione, il modo di operare, il modo di gestire e il modo di vendere. Quindi siamo persone consapevoli oggi del nostro futuro, che se mettiamo in campo le esperienze a breve potremo ancora ricominciare ad avere il nostro mestiere. Quindi questo è importante anche il fatto che abbiamo detto a gran voce, il fatto di sospendere per chi purtroppo ha mutui sulla barca, sulla casa eccetera, quindi di sospendere i mutui in attesa dei tempi migliori. Dobbiamo parlare anche di cassa integrazione per i nostri marinai, quindi un aiuto anche a loro con tutte le difficoltà del caso, che non è semplice, però la squadra si è compatta, la politica si è data nella mano e sicuramente se tutti quanti andiamo nello stesso percorso portiamo a casa il risultato. Oggi mi sento di dirvi questo. Speriamo in settimana prossima di potervi dire altro, faremo le giuste riunioni del caso e sicuramente avremo soddisfazione. Bisogna solo pazientare. Non è che ne ringraziamo gli altri, perché diciamo, in qualche modo all'inizio se stai voi altri promotori di fare la manifestazione e ribadisco, e siamo tutti presenti, da Alessandro Fagioli, Antonio Gottardo, Gianni
leggiamo tutti quanti qua sopra dove che l'ammiraglio non voleva fare la manifestazione, perché questo governo, questa politica non vuole manifestazioni. Siamo stati noi altri tutti con forza a volere fare questa manifestazione. È stata fatta nei milioni di modi. Vi ringrazio perché ne avete fatto voi altri fare bella figura, se state voi altri i promotori nel comportarvi bene per arrivare dove che siamo arrivati adesso, che non è facile, perché se veniamo qua e cominciamo a gridare, a fare confusione. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €.